Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, se stiamo facendo un video serale è perché significa che ci sono aggiornamenti di calciomercato, e questi aggiornamenti di calciomercato sono clamorosi. Sì, perché Manna questa sera ha chiuso 2 operazioni in uscita. Detto questo, tasto like e commenti perché voglio sapere soprattutto la vostra. Voglio sapere a questo punto chi vorreste via da Napoli, perché il Napoli ha molti esuberi in rosa. Ne abbiamo parlato oggi sia nel video delle ore 15 sia nel video nelle ore 18. Andateveli a recuperare perché anche lì si parla di Hermoso, Nathan, tanti giocatori, James Rodriguez, quindi andatevi a recuperare quel video che è molto importante, anzi i 2 video che sono molto importanti. Detto questo, in descrizione gruppo Telegram, anche quello è gratis, basta vi iscrivete, già sapete come si fa. Allora signori, Manna on fire stasera ha deciso che annucchiava la moglie perché stasera doveva chiudere 2 operazioni in uscita. Signori, Manna c'è riuscito, finalmente si inizia a sfoltire la rosa del Napoli. Quali sono questi 2 Napoli? Siamo a 1 minuto e 20, ancora ne hai visti i giocatori. Stai soft, te li dico subito. Lindstorm, Everton, Ostigard, Rennes, si sbloccano le trattative. Domani sera Lindstorm vola a Londra, se non sbaglio, a Londra. Visite mediche con l'Everton, operazione da 22 milioni più obbligo di riscatto 3 milioni al giocatore. Se non erro, ho letto così, poi lo sapete, la mente di Neapolis con men da pesce rosso. E quindi il Napoli chiude la prima trattativa in uscita dei big. Allora, il secondo nome, ragazzi, mo ve lo dico subito così poi ci andiamo a parlare di questi 2 giocatori. Il secondo nome è Leo Ostigard, che andrà a Rennes per 7 milioni di euro. Il giocatore sembrerebbe aver accettato l'offerta, manca solamente le visite mediche, ma ci siamo. Ostigard e Lindstorm non dovrebbero partire per il ritiro di Castel di Sangro, e quindi questo significa che i giocatori non sono più di proprietà del Napoli. Detto questo, parliamo un attimo sia di Lindstorm sia di Ostigard, perché Lindstorm rimane la più grande incognita dell'SSC Napoli. Arrivato in poppa magna, e ragazzi, io lo sapete quanto ami questo giocatore e quanto io abbia sperato in una sua esplosione, no? Ho detto, mo arriva Conte ce lo valorizza, e invece no, anche da Conte è stato bocciato il buon Jasper Lindstorm, e mi dispiace veramente tanto perché io ammiro questo giocatore, mi piaceva veramente tanto quando giocava in Germania, ragazzi, è un peccato veramente. Allora, il ragazzo non è sbocciato nemmeno con Conte, e questo l'abbiamo capito. Io gli auguro il meglio, ragazzi, io gli auguro il meglio, anche se a Napoli non ha lasciato l'impronta. Se quel gol con il Barcellona fosse entrato, secondo me cambiava tutta l'ottica della Champions League. Il Lindstorm che toglieva il posto a Politano, il giocatore ritorna in forma, sano di mente, e invece no, la disgrazia dell'annata scorsa ha colpito tutti i giocatori del Napoli e ha colpito anche Lindstorm. Comunque io vi auguro il meglio, spero che si rifaccia in Premier League, ragazzi, che è il campionato più ambito da tutti i giocatori, diciamoci la verità, tutti i giocatori vogliono andare a giocare in Premier League, e quindi sono contento per lui. Ma non abbiamo piazzato Lindstorm e non riusciamo a piazzare Osimhen. Occhio, perché è proprio fredda la pista, l'ha detto pure Fabrizio Romano, la pista si è completamente raffreddata, completamente del tutto raffreddata. Se il Paris Saint-Germain non fa queste 2 cessioni non si muoverà mai più sul mercato per Osimhen, e stiamo messi veramente male. Secondo giocatore, parliamo di Ostigard. Anche Ostigard, ragazzi, secondo me, e io reputo Ostigard un buonissimo difensore, le prende tutte di testa, bravo, la posizione ce l'ha. Poi l'anno scorso sinceramente con quella sciagura di allenatori, prima il violinista, poi Mazzarri il pensionato, l'unico che poteva dargli qualcosa era Calzona, ma la squadra era già bella e che è andata, già eravamo morti, diciamoci la verità, all'arrivo di Calzona. Però ecco, anche Ostigard
Ma tu vuoi vedere che tutti questi soldi che il Napoli mo accumula, però quelli di Lindstorm li vede l'anno prossimo, non li vede quest'anno, staremo a vedere. Però il Napoli secondo me a questo punto potrebbe riaprire la trattativa per Hermoso. Molti hanno detto, e tanti giornalisti lo dicono, che Hermoso Napoli non si farà più. L'ho detto pure io, perché Nathan, ragazzi, ha convinto Conte. Però di difensori centrali, Rachmani, buongiorno, Nathan e Juan Jesus, questi 4 devono essere 5. I difensori nella difesa a 3 devono essere 5. Poi vabbè, Bracetti lasciamo stare, gli esterni alti di difesa lasciamoli stare, non mi interessa. Però i difensori centrali, se vuoi giocare a 3, minimo devono essere 5 difensori centrali. Attualmente il Napoli ne tiene 4, ce ne abbiamo 4, quindi occhio. Comunque questi erano gli aggiornamenti di questa sera, aggiornamenti veramente importanti. Bravo Manna, finalmente si iniziano a vedere le cessioni e finalmente secondo me si potrebbe sbloccare il calciomercato anche a centrocampo. Non credo in James Rodriguez, già ve l'ho detto ampiamente. Comunque, detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque forza Napoli. Ciao Manna, mi stai piacendo.